Allora, diciamo che, se posso dire, non è del tutto meritata questa vittoria dell'Eclisse, perché in questi minuti finali, in questa parte finale, gliel'avete fatta soffrire. Cosa è mancato? Perché questo primo tempo loro hanno trovato il gol al 45esimo, poi siete rientrati come un'altra squadra e avete rimediato al tutto. Sì, sono pienamente d'accordo. Poi dire che loro non hanno meritato la vittoria, secondo me, è anche un po' esagerato. Loro, secondo me, sono un'ottima squadra, allenata da un ottimo allenatore. A mio avviso sapevamo che sarebbe stata molto dura oggi, lo sapevamo. È ovvio che noi, sicuramente la nostra testa è pesantissima, di conseguenza le gambe sono pesantissime. Probabilmente quello che ci ha fatto scattare quel qualcosa in più nel secondo tempo è stato proprio essere andati in svantaggio appena prima della fine. Sì. Lì poi quando probabilmente si sono resi conto i ragazzi, ci siamo resi conto che non c'era più niente da perdere, allora ci siamo un po' sciolti, siamo andati più alti, abbiamo aggredito di più, abbiamo alzato il ritmo. Poi ovvio che quando trovi il pari e subito dopo ti prendi il 2-1 così, è un'altra mazzata enorme, però sono errori che paghi caro, che stiamo pagando caro, e per queste cose stiamo facendo un campionato complicato. Sì. Però dicevo, appunto, non hanno meritato così, perché sul 3-1 partita finita, e invece li avete chiusi là, è stato un Sì, momentaccio. loro probabilmente, ma perché anche Vabbè, loro pensavano forse di sul averla finita. 3-1 si Sì. sono abbassati molto, noi abbiamo preso più campo, li abbiamo presi più alti, abbiamo messo uno in più davanti. Peccato, Peccato, sì. peccato, e bisogna soffrire, però se non sei pronto a soffrire, non è che a calcio bisogna giocare. Fino all'ultima adesso, fino all'ultima. Le vittorie bisogna andarsene a prendere con coraggio, con convinzione, altrimenti non arriveranno mai. Te l'aspettavi un'annata così a Godego? No. Nemmeno noi. No, ma è ovvio, nessuno se l'aspettava, però quando ti trovi in queste situazioni, ok, nessuno se l'aspettava, cosa facciamo? Facciamo a meno di giocare? Ah, no, hai ragione, Avanti. perfettamente in linea, quindi in bocca al lupo Crepi, e vediamo cosa succede. crepi, Grazie, grazie. grazie a te.